Ha usato una forza per ottenere alla fine pochi spiccioli, ma mettendo in pericolo comunque l'incolumità delle persone anziane. 3 colpi in 24 ore ai danni di altrettanti ultra ottantenni, tra cui il parroco di Ramera di Mareno di Piave, Don Adriano Zanette. Sono quelli costati il carcere a un cinquantenne di Santa Lucia di Piave. I carabinieri di Susegana, coordinati dalla procura, hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare, mettendo per ora fine alle scorribande dell'individuo che la sera del 27 novembre si era presentato a casa di un ottantenne di Conegliano, spacciandosi per un operaio che doveva eseguire dei lavori. Al rifiuto della pensionata di aprirgli, aveva scavalcato il cancello, era entrato in casa, aveva trafugato un telefono. Neppure un'ora dopo si era introdotto in canonica Ramera rubando del denaro. Sorpreso dal parroco, che appena il giorno prima gli aveva fatto la carità, aveva spinto violentemente il sacerdote contro il muro facendosi consegnare altri soldi. Non contento della somma minima che aveva ottenuto, andandosene scappando, ha preso le chiavi della macchina e ha provato anche a scappare con la macchina del prelato. Era stato un passante a intervenire e a sventare il furto, malgrado l'uomo lo avesse minacciato con delle forbici, mentre il parroco si era dovuto rivolgere al pronto soccorso. Per lui 6 giorni di prognosi. L'indomani a essere preso di mira era stato infine un anziano di Santa Lucia, aggredito alle spalle. Provvidenziale l'intervento di un testimone che aveva messo in fuga il malvivente. La collaborazione dei cittadini si è rivelata fondamentale dunque per chiudere l'indagine in tempi celeri. Ci hanno fornito indizi per poter indirizzare correttamente le indagini sin dai primi momenti, tant'è vero che siamo arrivati a una conclusione positiva in un breve lasso di tempo. Rapina aggravata, furto aggravato in abitazione e tentata rapina aggravata, i reati contestati al cinquantenne chiuso in cella non solo per i numerosi precedenti, ma soprattutto per l'elevata pericolosità sociale. L'efferatezza della violenza utilizzata per 10 euro, 5 euro, quella è la cosa che ha colpito di più.